Un libro interamente scritto in lingua napoletana, l'opera prima, anche originale tra l'altro, dello scrittore partenopeo Massimiliano Canzanella. Vediamo i particolari. Un romanzo interamente in lingua napoletana. Non è l'ultima trovata dei tempi moderni, ma è il segno di come il futuro volge sempre più lo sguardo al passato. Liavulé descrive la ricerca della felicità attraverso il linguaggio e rappresenta un obiettivo per i cultori della lingua partenopea, lingua di zucchero di mele e di parole dolci che nascono prima dal cuore e poi dal cervello. Così la storia del piccolo Marcello rivive in modo ancora più affascinante perché è resa nel suono della calda lingua partenopea, la lingua di quei quartieri dove il degrado è ancora all'ordine del giorno, in cui la speranza è la sola cosa che ancora sopravviva. Il volume, pubblicato dall'editore Guida, è l'opera prima di Massimiliano Canzanella, che in rigoroso napoletano ci spiega le ragioni di una scelta che sono le ragioni dettate dall'affetto per una terra, quella partenopea. È un romanzo che porta innanzi quello che abbiamo cominciato il giorno 2001 con che corsi in scuola, come facevamo con l'ITIS Ferraris, che corsi extracurricolari ancora, e lingua e letteratura napoletana. Vogliamo fare che un napoletano è una lingua, è un mezzo di comunicazione, che è un mezzo di comunicazione tutti i napoletani.